Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La pioggia di cenere lavica, centralizzare gli interventi e dotarsi di mezzi propri. A Catania, vertice operativo tra i sindaci. Non è più un fenomeno sporadico, necessari adeguati finanziamenti. Emergenza siccità a Caltanissetta, arrivano le autobotti ma l'acqua non è potabile. Siracusa, capitale dello spreco con il 65% di acqua persa. In Sicilia sono oltre 250.000 le persone al di sotto della soglia di povertà, in aumento anche la disoccupazione. 2 commissioni d'inchiesta al lavoro sulla vicenda della gamba ingessata con cartone all'ospedale Romeo di Patti. Tra le alternative il trasferimento del paziente. Arrestato a Palermo un 19enne accusato di aver abusato della cuginetta di 8 anni. La denuncia partita dal racconto della bambina ai medici. Biagio Antonacci incanta il pubblico del Teatro Antico di Taormina, 3 sere da tutto esaurito per celebrare i suoi 35 anni di carriera. Il Catania Beach Soccer si laurea campione d'Italia, ha battuto il Pisa in finale con il punteggio di 4-3, è il terzo titolo nazionale nella storia del club. Calcio estate complicata per il Catania, dall'impossibilità di schierare nuovi acquisti alle mancate fideiussioni alla nota dolente dei tesseramenti. A Sicilia 24 parla l'assessore allo sport Parisi. Affrontare tutti insieme l'emergenza cenere vulcanica. Convocati dal sindaco della città metropolitana Enrico Trantino, i primi cittadini dei diversi comuni ritengono insufficiente il 1 milione stanziato dalla regione e chiedono che venga attivato lo stato di calamità. Adelaide Barbagallo. Venga dichiarato lo stato di calamità naturale. Questo è il coro quasi unanimo dei primi cittadini dei comuni della città metropolitana di Catania interessati dalla pioggia di cenere vulcanica. A convocarli il sindaco Enrico Trantino, che vuole centralizzare gli interventi con la dotazione di mezzi propri perché la ricaduta di cenere lavica non può più considerarsi un episodio sporadico ed eccezionale. Come sindaci abbiamo deciso di centralizzare la risposta. È inutile continuare a sostenere spese notevoli per andare a smaltire la cenere, quasi fosse una condizione inedita, rispetto invece alla possibilità di pianificare degli interventi acquistando noi le macchine e quindi risparmiando notevolmente sui costi che quotidianamente sosteniamo quando poi capita la pioggia di cenere. La Regione ha stanziato 1 milione di euro, una cifra irrisoria secondo gli amministratori per far fronte alle spese di pulizia immediata. Milo, che si ritrova con 12 kg a metro quadro di cenere, ha già speso 500.000 euro. Pedara 300.000 e non ha ancora completato. Aci Catena aveva già ripulito quasi il 50% del suo territorio e dopo pochi giorni si è ritrovata a cominciare da capo per la nuova pioggia di cenere vulcanica. Servono risposte dal governo nazionale e regionale. L'impegno mio, ma anche del presidente Schifani, che ho sentito proprio stamattina, è quello di, da un lato, chiedere lo stato di calamità nazionale e dall'altro lato quello di reperire al più presto altre risorse per cercare di dare risposte serie a questi comuni che stanno vivendo una difficoltà non solo dal punto di vista della salute ma anche da un punto di vista economico, turistico e di disagio generale. Ma il futuro non potrà certo essere chiedere costantemente lo stato di calamità naturale, da qui la ricognizione di quanti mezzi possano servire, il loro costo e come utilizzarli al meglio. Nella Sicilia assetata a Caltanissetta arrivano le autobotti, ma l'acqua destinata alle famiglie non è potabile. Intanto da uno studio emerge che Siracusa è la capitale dello spreco d'acqua. Giusy Lazzara. È una Sicilia a secco che arranca per trovare risposte e soprattutto acqua per comunità, mondo agricolo e zootecnico. Una mappa dolente con Caltanissetta da giorni in piena crisi idrica. 8 autobotti e 7 pick-up solo oggi hanno distribuito acqua agli abitanti di contrada Fontanelle. Acqua però solo per scopi non alimentari e quindi non potabile, come stabilito nell'ordinanza del sindaco Walter Tesauro in via precauzionale. Con ogni viaggio consegnati 68.000 litri di acqua che serviranno a dare sollievo a 100 famiglie che dovranno però ancora acquistare l'acqua potabile. A coordinare l'operazione la Protezione Civile regionale.
Ci spostiamo negli invasi Scianguana nell'Ennese e Ragoleto nei pressi di Gela in provincia di Caltanissetta, dove si fronteggia l'emergenza con l'irrigazione di soccorso dei terreni e degli allevamenti. L'utilizzo delle risorse idriche dell'invaso Scianguana è destinato anche per i terreni non associati al consorzio di bonifica della Sicilia orientale e per l'utilizzo in zootecnia. La misura, fa sapere la Regione, è valida per tutto il mese di agosto e potrà essere prolungata anche a settembre, una volta verificata la quantità delle risorse. Nulla è cambiato ad Agrigento dopo la marcia dei 3.000 di pochi giorni fa. Le persone anche oggi costrette a file alle fontane con bidoni. Sempre più alto il numero delle persone sotto la soglia di povertà, in aumento anche la disoccupazione. Marco Gullà. In Sicilia circa 250.000 lavoratori vivono al di sotto della soglia di povertà, nonostante abbiano un'occupazione. Una fotografia desolante dell'economia dell'isola che evidenzia come molti lavoratori non riescono a far fronte alle proprie necessità e a quelle delle loro famiglie a causa di redditi troppo bassi. In aumento anche la disoccupazione, con la ricerca di un lavoro che diventa sempre più difficile. Purtroppo c'è tanta gente che ci chiede aiuto, poi controlliamo in realtà le offerte di lavoro sulla piattaforma SISL, come ci ha detto appunto questo governo, ma per esempio per Palermo ci sono soltanto 13 offerte di lavoro e per la Sicilia addirittura sono soltanto 30 contro 250.000 persone disoccupate in Sicilia. Inflazione e mancanza di lavoro, un mix decisamente negativo per tante famiglie siciliane. Purtroppo da quando si è deciso di dividere la misura del reddito di cittadinanza in SFL e assegno di inclusione, la povertà è nettamente aumentata, perché ci devono spiegare con 350 euro come può campare una persona, come può campare mai una famiglia. Una nuova misura per tutte le famiglie con un ISEE molto basso. Partiranno a breve i tirocini inclusivi. Finalmente stanno partendo, dovrebbero partire già da settembre, quindi chi è in povertà, quindi chi ha un reddito, chi ha un ISEE inferiore a 6.000 a 9.360 euro, può quindi andare dagli assistenti sociali, farsi prendere in carico, quindi firmare il patto di adesione, di inclusione sociale e poter scegliere 3 delle agenzie per il lavoro tra le 37 che ci sono in elenco e cercare insomma di poter aderire a questi tirocini di inclusione. 2 commissioni di inchiesta sono al lavoro sulla vicenda della gamba ingessata con cartone e non con l'apposita stecca all'ospedale Romeo di Patti. Sentiamo Francesco Triolo. La commissione ispettiva nominata dall'assessore regionale alla salute, che dovrà accertare cosa sia avvenuto lunedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale di Patti, dove ad un giovane è stata immobilizzata una gamba con il cartone, si è insediata questa mattina, ma non ha ancora fatto visita alla struttura ospedaliera. Ha lasciato invece l'ospedale di Patti nel primo pomeriggio la commissione ispettiva nominata dall'ASP di Messina. L'azienda sanitaria provinciale ha annunciato intanto di aver sollevato dall'incarico la dirigente del pronto soccorso, perché la nomina non sarebbe stata a norma di regolamento, mentre sono stati chiesti provvedimenti nei confronti della caposala e del direttore sanitario del Barone Romeo. Di fronte agli ispettori regionali dovrebbe comparire anche la dottoressa che ha eseguito lo steccaggio di fortuna e dovrà spiegare i motivi della sua scelta. Non c'è alcun provvedimento al momento, ma il direttore generale dell'ASP di Messina, Giuseppe Cucci, ha sottolineato come dai primi accertamenti sarebbe emerso che nei depositi erano disponibili 4 steccobende, oltre a garze adesive, e comunque il paziente poteva essere trasferito in pochi minuti all'ospedale di Milazzo. Cucci ha assicurato inoltre che entro 2 mesi sarà nominato il primario di ortopedia, un reparto che all'ospedale di Patti è ormai ridotto ad ambulatorio. Ed un'interrogazione promossa dai deputati siciliani del PD al ministro Schillaci stigmatizza lo stato in cui versa la sanità siciliana, che si legge nel testo depositato presenta enormi criticità a cui il personale sanitario fa fronte come può, in quanto i limiti maggiori sono da rinvenire nei tagli adottati sistematicamente nell'assenza di una seria programmazione che stanno mettendo a rischio persino le prestazioni più essenziali, come appunto quelle dei pronto soccorso. Sul caso indaga anche la Procura di Patti, che ha aperto un fascicolo intanto solo conoscitivo. Salvatore Barbagallo e Giusy Savarino sono i 2 nuovi assessori nel governo regionale. Barbagallo, ordinario di idraulica agraria, prende il posto di Luca Sammartino e avrà la delega all'agricoltura. Savarino, avvocato e deputato regionale, subentra a Elena Pagana e si occuperà di territorio e ambiente. E siamo adesso alla cronaca. Avrebbe abusato della cuginetta di 8 anni, arrestato un 19enne palermitano. Momenti di tensione all'arresto. Marco Gullà.
L'accusa è di quelle gravissime, aver abusato sessualmente di una bambina di 8 anni e per questo, per un ragazzo di 19, oggi sono scattate le manette. Siamo a Palermo, in un quartiere nella periferia del capoluogo siciliano si sarebbe consumata la violenza. Le indagini sono state avviate dopo la testimonianza della bambina raccolta dalla polizia all'ospedale di Cristina, dove la piccola era stata portata dalla madre. Gli accertamenti medici hanno confermato che la piccola avrebbe subito violenza. Le indagini sono sfociate nell'arresto del giovane e momenti di tensione si sono registrati davanti all'abitazione del 19enne quando sono arrivati gli agenti per arrestare l'indagato. I familiari hanno provato a fare resistenza. Il provvedimento, su richiesta della procura, è già stato convalidato dal GIP. Nuova aggressione nella zona della stazione centrale a Palermo, dove un ventenne tunisino ha colpito una guardia giurata in servizio in un supermercato che lo aveva bloccato con addosso della merce rubata. I carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare il giovane per rapina. E adesso torniamo a Catania, tra luci e ombre, di una città che cerca di salvaguardare il decoro anche davanti ai turisti. Tonino De Mana. La cripta di Sant'Euplio, copatrono di Catania, aperta solo in rare occasioni e poi lasciata in abbandono. Il monumento dedicato a Bellini, restaurato e già nell'oblio, dopo 3 mesi. Lo scrigno d'arte nella metro Fontana che fa da contraltare alle scale mobili, ferme da mesi nella fermata Stesicoro. Tutto ed il contrario di tutto, con un decoro solo simulato o apparente. Agli occhi dei turisti e degli stessi residenti appare una città bella, contraddittoria ma soprattutto sporca. Un esempio lampante arriva da Corso Sicilia, che somiglia ad una latrina a cielo aperto. Pochi passi ed eccoci a piazza Stesicoro, dove è difficile consultare persino un cartello turistico circondato di cassette di plastica ed altro. Purtroppo molte città, anche le nostre del sud, devo dire, spesso dietro un'apparenza di ordine nascondono delle realtà veramente indecorose. A Catania c'è decoro? Diciamo che il centro storico, la parte centrale, simula un decoro. Decoro simulato. Basti pensare ai 99.000 euro spesi per restaurare la statua dedicata a Vincenzo Bellini, con tanto di disuasori elettrici per allontanare i piccioni. Funzionamento messo già in dubbio dal sindaco Trantino il 26 aprile scorso. Devo dire che buttiamo a malafiura con queste immagini, perché quel piccio della sopera non dovrebbe starci. Vabbè, ma c'è qualcun altro anche adesso, però. Sì. Però... No, sicuramente non c'è il rischio che c'era prima, perché c'era un affollamento di piccioni. Risultato, più che allontanarli sembra attirarli, tanto che il monumento è invaso dagli uccelli e ricoperto di deiezioni. Da bianco sta diventando un'altra volta nero. Il comune di Catania ha installato i dissuasori, ma secondo noi residenti presumiamo che non sono entrati mai in funzione. Nero come la cenere lavica, in questo caso basterebbe poco per ripulirlo, eppure nessuno vede e nessuno interviene. Revocato il divieto di balneazione per un tratto di mare di Isola Bella Taormina, l'ARPA ha comunicato che i valori della microalga tossica riscontrati nei giorni scorsi sono rientrati nella norma. Resta il divieto di balneazione invece nell'area della cosiddetta Grotta del Giorno di Capo Taormina, ma solo per il pericolo di caduta massi. Tuffi permessi anche sul litorale nord di Messina, dove i parametri dell'acqua sono rientrati nella norma. Il treno regionale partito alle 17.03 da Messina ieri e che sarebbe dovuto arrivare a Palermo alle 19.55 è rimasto fermo a Cefalù perché c'erano troppi passeggeri a bordo. Non essendoci posti assegnati, chiediamo a chi non ha fretta di scendere e prendere il prossimo treno. È stato l'appello rivolto anche in inglese ai passeggeri, è caduto inizialmente nel vuoto, fino a quando dopo oltre mezz'ora alcuni hanno deciso di scendere e il treno è finalmente ripartito. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare fra l'altro di vacanze al sicuro, dai ladri che cercano di svaligiare le case lasciate vuote durante le vacanze. A tra poco. Sono tanti siciliani che in queste ore stanno lasciando casa per andare in vacanza con il rischio di pericolose incursioni. Sentiamo allora i consigli da seguire per partire in tutta sicurezza. Francesco Aloi.
Code in autostrada, spiagge affollate e case vuote. In una parola, vacanze. Un periodo che in molti attendono un anno intero. Prima di partire, però, fate attenzione a chiudere bene porte e finestre di casa. Non dare la possibilità a eventuali malintenzionati di capire che la persona è assente per lungo periodo dall'abitazione. Ma se per molti questo è periodo di ferie, per i ladri invece inizia il lavoro. Naturalmente si fa per dire. C'è un rafforzamento del controllo del territorio grazie anche agli apporti ai reparti di prevenzione crimine che rinforzano il controllo del territorio già in atto. Questo perché sappiamo che le città magari si svuotano e quindi è bene prestare maggiore attenzione alle ore serali e notturne. E così è fondamentale seguire i consigli delle forze dell'ordine. Assicurarsi chi ha un allarme, che l'allarme sia inserito, e di collegarlo anche con le centrali operative delle forze di polizia, accordarsi con dei vicini fidati di ritirare per esempio la posta e dire al vicino di srotolare lo stoino perché magari personale delle polizie nei condomini lo arrotola. Quando raggiungete la meta evitate di postare tutto sui social in tempo reale. Se proprio volete meglio aspettare fino al rientro, così evitate di finire la vacanza con una brutta sorpresa. E poi c'è un altro vantaggio non da poco: meno cellulare, più socialità dal vivo. Siamo agli spettacoli, 3 serate, tutte sold out per Biagio Antonacci in concerto al Teatro Antico di Taormina. Francesco Triolo. La magia di quello scenario e le poesie d'amore della sua musica lungo il filo dei grandi successi che Biagio Antonacci ha proposto nel suo live Funziona solo se stiamo insieme, che ha entusiasmato il pubblico del teatro di Taormina, sold out per le 3 serate siciliane. 35 anni di musica per il cantautore milanese, racchiusi in 32 brani, un'escalation di emozioni da convivenda se fosse per sempre, musiche e parole che accarezzano l'udito dei presenti, ne abbracciano la più intima sfera emotiva. Ed ancora, non ci facciamo compagnia, ti penso raramente, buongiorno bell'anima. Mi viene da star male e sento che se te ne vai adesso io potrei morire, che se te ne vai adesso forte ancora tu. Sognami se nevica è l'attacco di una delle sue più celebri canzoni, ma la colonia di Mercurio è stata sempre oltre i 30 gradi, 2 ore ed un quarto di grande musica a piedi nudi sul palco, con un contatto sempre più stretto con i suoi fans, saltando, ballando, incitando tutti a cantare a squarciagola. Tra i brani più celebri anche Mio fratello, interpretato insieme a Maria Incudine a sorpresa sul palco del Teatro Antico. Ho una valigia da finire, un vestito da piegare, poche cose per dimenticare, non c'è più niente da inventare, c'è il tempo che fa male. Fermiamoci, un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare dello scudetto del beach soccer e delle difficoltà del Catania. A tra poco. E siamo alla pagina sportiva. Il Catania Beach Soccer vince lo scudetto, sconfitto il Pisa con il punteggio di 4-3. Marco Carli. Il terzo sigillo dopo quelli del 2008 e del 2018. Il Catania Beach Soccer vince il campionato e rimpingua ulteriormente il già ricco palmarès con le 6 Coppe Italia e le 7 Supercoppe, fra cui quella conquistata quest'anno. Insomma, stiamo parlando di un patrimonio dello sport catanese e siciliano che ha vissuto a San Benedetto del Tronto una grande giornata. La sfida con Pisa è equilibrata e senza reti nella prima frazione di gioco, il primo squillo di marca pisana. La risposta rosso-azzurra non tarda ad arrivare e si concretizza con Ponzetti, abile a guadagnarsi il calcio di rigore da lui stesso poi trasformato. Il Catania Beach Soccer passa in vantaggio con Be Martins, MVP del campionato. Il Pisa però non si arrende e trova il pari. Il nuovo vantaggio dei futuri campioni d'Italia è firmato da uno dei grandi protagonisti della stagione, Rafael Padiglia, migliore portiere del torneo. Poi tocca a Catarino portare a 2 le reti di vantaggio. Il Pisa riesce solo ad accorciare per il 4-3 finale e poi è festa. Sì, sicuramente portare uno scudetto calcistico a Catania è una cosa che mi orgoglisce tanto,
Sono molto contento perché, come ho parlato nel Media Day, vuol dire che questo sport è entrato nel tessuto sociale e imprenditoriale della nostra città, quindi ci seguono tutti. Dopo lo scudetto dell'Orizzonte nella pallanuoto femminile e quello della Meta nel calcio a 5, ecco il Catania Beach Soccer, tutte squadre etnee leader del proprio sport a livello nazionale. Una grande soddisfazione. Veniamo alla difficile estate del Catania con la questione fideiussioni ancora in sospeso. L'assessore allo sport Parisi dice di avere chiesto e ottenuto rassicurazioni. Il servizio. L'estate densa di nuvole del Catania è il tema del momento. La fideiussione a garanzia, l'impossibilità di schierare i nuovi in Coppa Italia, la scadenza del 9 agosto, le ansie e ora sembra le rassicurazioni, almeno per quel che riguarda il punto dolente dei tesseramenti. Ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi, che ha avuto un ruolo importante nella prima fase di Pelligra e che attraverso un post social ha richiesto le attenzioni dovute. Il mio intervento nasce dalle ovvie preoccupazioni per i mancati adempimenti utili per poter schierare i nuovi giocatori in occasione della partita con la Carrarese, la prima partita appunto di Coppa Italia. Ho ribadito naturalmente la richiesta di un impegno massimo, soprattutto nel rispetto di quelle regole italiane della federazione che probabilmente saranno diverse rispetto ad altri paesi e quindi bisogna ovviamente prestare la massima attenzione. La città poi si interroga su quale possa essere il futuro del progetto. Ho sentito il patron Pelligra, mi ha dato ampie rassicurazioni su quello che è il progetto Catania. Voglio ricordare che il Catania ci ha dato delle belle soddisfazioni in questi 2 anni. Voglio ricordare gli impegni del gruppo Pelligra, anche di carattere economico, che ci hanno portato alla conquista del campionato di Serie D, alla conquista della Coppa Italia e anche ai risultati nei playoff che ci hanno visto sfumare l'accesso in semifinale proprio a pochi minuti dalla fine ad Avellino. C'è un'ultima ora di calciomercato, il Catania ha ceduto Davide Marsura all'Ascoli con la formula del prestito ed era davvero l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.